Ma perché sei ancora qua? Torni ancora qua? Sì, mi fa lei. Ma cosa vieni a fare qua? Gli ho detto io, ma guarda che la prossima volta non lo so se ti va bene, non venire più qua, no, basta venire qua, cosa fai qua? Gli ho detto. E lei? E lei mi ha detto, non so dove andare, non ho nessuno. Hai la mamma? Gli ho detto, vai dalla mamma e non posso, ecco così. Ci aveva provato la vicina che aveva più volte chiamato i carabinieri come tanti altri qui in via Silvio Pellico a Castelnuovo del Garda. Jessica Stapazzolo, custodio di Lima, 33 anni, cittadina brasiliana, aveva anche denunciato Douglas Ries Pedroso, 41 anni, anche lui brasiliano, l'uomo con cui aveva da tempo una relazione. Dopo l'arresto, il 21 aprile scorso, al termine dell'ennesima violenza nei confronti di Jessica, gettata a terra, trascinata per i capelli sull'asfalto, colpita con pugni al volto, al collo e al viso con la chiave dell'auto, il suo carnefice era stato ammonito dal questore di Verona e per questo aveva un divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico che si è tolto e non è stato ancora trovato. Lei stessa aveva un apparato ricevitore da usare in caso di emergenza. Non è bastato. L'avevano vista anche poco tempo fa i vicini in questo appartamento al piano terra di un condominio tranquillo. La porta adesso è sbarrata e il dolore è forte tra chi non si era voltato dall'altra parte. Quelle volte che sono stati chiamati i carabinieri sono stati chiamati appunto perché si sentito urlare dalla casa. Basta, smettila, poi sentivi magari le porte che venivano tirate, ecco queste cose qua. La vedevamo qua passare, detto sinceramente, magari vedevamo un gesso, una volta c'è stata una giornata che abbiamo visto un occhio nero, così non... E voi le chiedevate spiegazioni e lei cosa rispondeva? Sviava, cioè è stata, non io personalmente perché io abito in un'altra scala, ma so di signori della sua scala che magari gli hanno detto guardi, cosa è successo? No, sono caduto dalle scale, no, mi sono fatta male a lavoro, così. Pensavamo anche sinceramente si fosse magari risolta la situazione con l'intervento delle forze dell'ordine. Non è bastato. Jessica è morta massacrata da un numero imprecisato ma comunque smisurato di coltellate. È stato proprio il compagno a chiamare il 112 intorno a mezzanotte, ha chiesto aiuto per la sua vita e ai militari ha fatto missioni informali di quello che era accaduto. Una condanna per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza, sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti, lesioni volontarie in danno della compagna tra agosto 2024 e aprile 2025, la Procura di Verona aveva chiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti per l'accusa di violenza sessuale verso la sorella di Jessica, ma Jessica tornava, racconta la vicina. Ma quest'estate io la vedevo lì sul terrazzo, perché vedi sul terrazzo che non vedi più niente. Sì. E allora non è che vedi tanto, però li sentivo io da sopra, vedevo qualcosa. Ma se erano carini, si baciavano, tutte quelle cose lì. Quest'estate? Sì, e mi sembrava che andavano d'accordo. Se la sentiva la vicina, persone riservate, racconta, Jessica in particolare cordiale, ma forse si sentiva in trappola. Jessica era anche mamma, il padre della sua bambina da qualche mese aveva ottenuto la custodia esclusiva, tanto che la piccola non viveva più lì. C'era la bambina fino a poco tempo fa qui? Sì, 5-6 mesi fa più o meno, se non sbaglio, adesso non so proprio il tempo. So che è stata portata via, che è stata portata via, perdonatemi, è stata ridata al padre con l'affido completo. E per fortuna a questo punto mi viene da dire, perché non si sa come sarebbe potuta finire con la bambina in mezzo. L'uomo adesso è in stato di fermo. Del braccialetto elettronico non c'è traccia. Il dispositivo di Jessica è stato trovato nascosto nel garage dell'abitazione della madre della donna a Ponti sul Mincio. Misure che non sono state sufficienti per salvare Jessica Stapazzolo, morta sotto i colpi del coltello ritrovato nell'auto del suo carnefice.